Dal terrazzo della Basilica di San Marco, Monsignor Francesco Moraglia benedice il campanile più famoso di Venezia. Il 25 aprile, oltre alla festa del patrono della città, è anche il suo compleanno. Nel 1912, infatti, terminò ufficialmente la ricostruzione del campanile com'era e dov'era dopo il crollo che lo aveva distrutto completamente 10 anni prima. Monsignor Moraglia ha voluto ricordare le parole di Albino Luciani, futuro Papa Giovanni Paolo I, quando divenne patriarca di Venezia. Il giorno proprio dell'ingresso, tra le tante cose che ha detto, ha parlato del Paron, dicendo così galantuomo che quando decise di accasciarsi non fece alcun danno, neanche danneggiò e uccise un colombo. Attorno ai 110 anni del Baron de Casa, come chiamano a Venezia il campanile di San Marco, Vittorio Baroni ha creato un movimento che ha raccolto praticamente tutta la città di terra e di acqua, attorno ad un'aneddotica sterminata, persino sull'unico bicchiere che nel 1902 sopravvisse al crollo. Il bicchiere del campanile di San Marco è stato trovato dopo il crollo ed era tra le macerie. E cosa è successo? Che un maestro vetraio di Murano, Vittorio Toso Borella, di cui abbiamo anche un discendente famoso che è Marco Toso Borella, che ha ereditato dal nonno queste capacità artistiche non indifferenti, ha ricreato il bicchiere, il calice del campanile, Coppa di Murano anche chiamata. Quel bicchiere oggi è rinato ed ha già trovato posto al Museo del Vetro di Murano, ma forse la scoperta più clamorosa rimane quella in un giardino di dorso duro del pezzo più grosso del vecchio campanile, che è ora oggetto di studi della Sovrintendenza e dell'Università di Venezia. Salvato all'epoca da Salvatore Arbib, un antenato di Jack Arbib, attuale presidente del Museo di Arte Ebraica Italiana di Gerusalemme. È stata una sorpresa anche per me, è stato emozionante e commovente allo stesso tempo, perché a questo punto si rivelava un pezzo di storia familiare